dos suriutis e la neve. Dalla biele stagione l'orsa ha raccontato che in unviâr bisogna sta ben riparati. Prima dall'unviâr le sveve visavis. Tantim, aggiuiata neve, non si può sta. Se ta fredde neve tu resti singlaciat, tu puoi morire assiderat. Io come sei strac, io voglio dormire. Guai a lui che ti avvenga sveami a chi. Intanto che l'orsa dormerà, no la rinfura a gioia. Per ripararsi dal freddo, tutti gli svesteuti svanta l'ortane a dormire. Gli dos suriutis, i upalan, avevano ingrumat samencis di ogni qualità. Quando il frêt è arrivato, il fu che han piat e dopo di che di lì e han pensato di là a dormire. Ma un dì si sono svegliati e hanno veduto una novità. La mattina gli suriutis han veduto fuori dal barcone che anneveava, così avan fur a gioià. Marcolavi contentis, ridint a sfinimento, intanto il tempo passava e l'erivat quasi ignoto. Dopo si tirava in ballis di neve, ancje se aliere tant frêt. E han fatto un bel pipinotto. E ora a chiesa di tornare. Oh, c'è fred che mi è venuto. L'orsa aveva detto che se ta neve tu resti sglaciat, tu muri assiderat. Di corse là dall'ors grand al cor acclamà. Peste, clame businant, ma che addormiva ronceant. Le lacci rinta aiut, sperando che qualchidun lo avesse veduto, e dio la chiesa del Riz. Lui ven furchialant. Mesuri, tutte glaciate dalla neve. Le immobilizzate mi puoi aiutare. Guai se amor di fretta là. Chiappin con gran cefà le cariole e arrivin là.
suriute induride come un baccalà, le porti in chiesa a stialdà. Davanti al fuoc le han ben mettude e poco dopo i rinvignude. Une chialde e dolci cioccolate han bivut insieme d'ogni il fuoc. Così, ben stialdadis, son ladis a dormì, contentis e beadis. Li suriutis han però contat che a febbraio al ven carneval e bisogna in team prepararsi per mascherarsi. Mamma!